Casse vuote e i sindaci lanciano un ultimatum al governo. Dall'ex Pime di Treviso, dove si è riunita l'Unione dei Sindaci della Marca, parte l'ultimo attacco dei municipi per superare l'oramai insostenibile sistema della finanza locale. L'agguerrito movimento, spogliato delle vesti e dei colori politici, punta a reclutare tutti gli altri municipi del Veneto. Dopo l'esperimento di Lago, Cacciari e Covre, dopo i sindaci del 20%, arriva la nuova offensiva. Il documento formula proposte concrete che dovranno essere accolte a breve dal governo, altrimenti i comuni trevigiani porteranno lo Stato italiano davanti la Corte Costituzionale. La nostra Costituzione dice che i cittadini vanno trattati in modo uguale e aggiunge che ci deve essere un'autonomia finanziaria ed economica da parte dei comuni. Lo Stato sta venendo meno al rispetto di questi articoli. La modifica all'articolo 114 infatti pone lo Stato come ente equiordinato ai comuni. Noi crediamo che sussistano le condizioni affinché la Regione, coordinando i comuni, ponga la questione sul tavolo della Corte Costituzionale. Fatto salvo che il decreto Salva Roma non recepisca subito alcuni emendamenti, tra questi che il Fondo di Solidarietà Nazionale diventi regionale. Farlo a livello regionale ci consentirà di avere un controllo maggiore, di poter dare un'immediata risposta sul territorio. Che è il concetto di fondo è che ciò che è prodotto su un territorio, su quel territorio deve essere reso in termini di servizi, di opere viarie, infrastrutturali, di manutenzione del patrimonio pubblico. E l'ANCI, che oggi era a Palazzo Chigi con il sindaco Orsoni, quello di Pavia e Napoli, appoggia il documento e la nuova lotta. La proposta del Veneto è stata proprio quella: teniamoci tutta l'IMU e regionalizziamo il fondo perequativo. Altra richiesta, l'esclusione dal patto di stabilità delle spese per mettere in sicurezza edilizia scolastica o strade. Non pretendiamo di essere dei privilegiati, ma pretendiamo di rientrare almeno come capacità di trasferimenti, quindi economiche, alla pari degli altri comuni d'Italia.